per divertirsi bastino solamente le persone giuste, gli amici, la propria famiglia, quindi passare dei momenti comunque piacevoli dove poter essere se stessi anche insieme agli altri. Il divertimento, che si differenzia molto dalla felicità, è questione di un momento, un minuto, un qualcosa che avviene nell'immediato, una soddisfazione personale, un riuscire a fare qualcosa, un'emozione che scaturisce così, spontanea. Cioè il divertimento non bisogna per forza cercarlo, sono più belli quei momenti in cui il divertimento arriva da sé comunque. Il divertimento secondo me è sentirsi vivi, è voglia di fare mentre lo stiamo facendo. Il stare bene in compagnia, trovare quel che ci fa stare bene in compagnia, oppure anche per se stessi, come per me il divertirmi è un semplice ascoltare una canzone che mi piace, che poi è legato molto alla mia passione, al mio hobby, il fatto di cantare, di ballare, di essere molto legata alla musica e quindi ciò che mi rende felice e mi diverte. No matter how the circumstances are, when it's raining and you are a group of people and they function together, you can have fun. I experience it that I don't need something to have fun, it's just, it is inside you. And when it's right inside you, then you can have fun without taking something. Che sia andare in discoteca, ma anche solo mangiare una pizza onestamente, cioè dipende, è molto vario il divertimento per me. Ho fatto uso di sostanze stupefacenti leggere come la cannabis, mi sono anch'io ubriacata non tantissimo, però non mi divertiva quando lo facevo, non mi faceva nessun effetto. Massimo che facevo era ridevo, però il vero divertimento per me, personalmente, è sempre stato giocare, la pallavolo, ascoltare la musica, quello che mi fa sentire proprio bene, ma proprio bene, non che non devo capire, io devo capire che mi sto divertendo, era quello che non mi faceva divertire, perché non lo capivo. Investo il mio tempo facendo molto sport e mi piace pure studiare informatica. Beh, per me il divertimento può essere scontato forse, ma visto che amo l'hockey, sono le partite di hockey insieme a lei. Il divertimento per me è giocare a calcio. Like us, we are architecture students and we are from Korea and we came to Italy to see the architectures and we talk about the buildings and we share the ideas about what we think about it and I think that kind of stuff makes our relations more deeper. Per fortuna io ho fatto diventare il mio lavoro un divertimento, sono un musicista e quindi mi diverto lavorando. Per me andare in moto, poi per qualcun altro può essere giocare al pallone. Giocare alla PlayStation no, perché sono cose che ti rinchiudono in te stesso, nel senso molto meglio stare con gli amici, cioè stai in compagnia di gente e ti diverti. Poi. Secondo me il divertimento è uscire con gli amici, fare quello che vuoi, trasgredire le regole e fare balotto tutto il giorno. Fuori, in giro, a ballare, a scherzare, a ridere. Il divertimento, penso saper star bene con i propri amici e come mi diverto preferisco lasciare. Beh, per me il divertimento è comunque sia uscire con i propri amici, fare delle chiacchiere la sera e mi è capitato però anche di cercare il divertimento ubriacandomi. Normalmente esco e mi sballo, diciamo, mi sballavo. Una volta era drogarsi, era uscire con gli amici, era fare tutto quello che era sfrenato, mentre oggi per me il divertimento è tutto ciò che è qualcosa di sociale, può essere la lettura di un libro in compagnia, può essere una passeggiata, in un parco, può essere stare a giocare o fare sport con gli amici, è tutto ciò che mi accomuna con qualcuno con uno scopo di essere felice.